È cessato a Catanzaro l'allarme che ha mobilitato per diverse ore vigili del fuoco e polizia nelle ricerche di un uomo che aveva manifestato la volontà di togliersi la vita gettandosi dal ponte Bisantis. Dopo la segnalazione da parte di una donna, le forze dell'ordine sono subito intervenute per cercare il disperso, ma l'uomo di origini romene si è fatto vivo nelle ultime ore con una telefonata alla polizia. Le ricerche si sono svolte per tutto il pomeriggio di ieri e fino alla sera, senza esito, anche con l'ausilio di un autogru. È stata riaperta al traffico la carreggiata sud dell'autostrada A3 tra Scilla e Santa Trada, con doppio senso di circolazione. Il tratto era stato chiuso lo scorso 11 maggio a seguito della caduta di un blocco di pietra causato da lavori privati non autorizzati e non riguardanti la 3. L'ANAS ha comunicato la fine dei lavori di installazione del muro provvisorio di containers alla base del costone roccioso. La riapertura è stata richiesta dal commissario delegato prefetto di Reggio Calabria dopo aver accertato le condizioni di sicurezza. Ieri davanti al collegio giudicante sono comparsi i primi testimoni che confermano le accuse nel processo contro l'ex presidente della provincia di Crotone, Sergio Eritale, accusato di abuso d'ufficio e peculato in relazione alla vicenda del Maggio crotonese e, insieme al giornalista Elio Diogene, omissione d'atti d'ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture in relazione alla rivista Fantasma Provincia Domani, di cui non sarebbe mai stato pubblicato alcun numero, nonostante il giornalista percepisse regolare stipendio. È stata illustrata ieri anche a Catanzaro la nascita di Rete Impresa Italia, il nuovo soggetto di rappresentanza unitario del mondo delle piccole e medie imprese e dell'impresa diffusa, promosso dalle 5 maggiori organizzazioni dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo. Ad illustrare l'iniziativa Napoleone Guido, presidente nazionale del nucleo di valutazione Union Camere, il quale ha sottolineato come il popolo delle partite IVA sarà dunque riunito sotto un unico logo e un'unica fondazione. In occasione della prima giornata della prevenzione a 100 giorni dalla sua nascita, il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati, insieme alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha presentato nella Sala Consiglio dell'Ordine il progetto La protezione della salute. L'iniziativa è stata illustrata dall'avvocato Rosalba Viscomi, presidente del Comitato. Sono intervenuti il presidente dell'Ordine Giuseppe Iannello, Maria Facchini, radiologa, Maria Candida Elia, consigliera dell'Ordine e Emanuele Talarico, vicepresidente. Si è svolta al Palamilone la giornata conclusiva del progetto I concittadini di Pitagora, organizzata dall'assessorato alla pace e al futuro del comune di Crotone. Sono centinaia gli studenti che hanno assistito allo spettacolo I ragazzi raccontano, in cui i loro coetanei hanno raccontato la città e loro stessi. C'è stato lo spazio anche per i giochi tradizionali. A presentare l'evento Stefano, presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e Gaia, assessore alla pubblica istruzione. Hanno partecipato all'evento il sindaco Vallone e il prefetto Panico. Pronto ti ascolto è un servizio di consulenza telefonica attivato con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Catanzaro, da Telefono Amico e dal centro di sessuologia della Calabria. Un numero verde, l'800 550709, è rivolto ai cittadini residenti nel comune di Catanzaro, sia adolescenti che adulti, che vivono situazioni di disagio emotivo e psicologico legato alla sfera dell'evoluzione personale. Il servizio è attivo tutti i lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17:30. Ad illustrare il contenuto dell'iniziativa Monica Riccio, presidente del centro, e Sabina D'Alessandro. La Capitaneria di Porto di Crotone ha concesso una banchina e lo spazio di mare antistante situata nel Porto Vecchio all'Istituto Nautico per svolgere attività didattiche. A presentare l'iniziativa il comandante della Capitaneria Giuseppe Meli ed il dirigente dell'istituto Antonella Cosentino, che hanno sottolineato l'importanza per i ragazzi della scuola di avere a disposizione questo spazio per le esercitazioni marittime previste nel curriculum.